Nel 2022 la spesa media di una coppia di ultra 65 anni veneti è aumentata di 275 euro al mese, vale a dire più di 3.300 euro in un anno. Per un over 65 che vive solo, l'aggravio è stato invece di 203 euro, 2.437 in un anno. Quelli calcolati dallo CGIL del Veneto sono dati drammatici se si pensa a quanto corrispondano le pensioni della maggior parte degli anziani che ora affrontano l'arrivo dell'autunno con il timore di nuove stangate. Occorre considerare che nel Veneto più di 360.000 over 65, che sono il 28% del totale dei pensionati, ricevono una pensione lorda inferiore ai 1.000 euro, circa 800 euro netti al mese. L'impatto più consistente dei rincari è naturalmente nelle bollette di luce e gas. Qui, secondo lo CGIL del Veneto, la coppia anziana sborsa in media 213 euro in più al mese rispetto al 2021, mentre il singolo ha subito un rincaro di circa 168 euro mensili. L'inflazione pesa anche sul carrello della spesa, poco meno di 32 euro al mese per la coppia, 384 in un anno, quasi 19 euro per il single, 228 euro in più nell'arco dei 12 mesi. Le misure fin qui adottate dal governo sono reputate insufficienti. Un'azione di rivalutazione delle pensioni, un allargamento della quattordicesima a una platea molto più ampia di pensionati, una legge per la non autosufficienza che dia un sostegno alle famiglie che hanno un anziano non autosufficiente in casa. C'è una serie di interventi mirati a sostenere la fascia più povera del nostro paese.